Buongiorno e ben ritrovati. Sabato 19 agosto, ben ritrovati a Focus TG. Tanti i temi, la cronaca ovviamente di cui parleremo. Torneremo a parlare dei migranti ma anche dei prezzi del carburante alle stelle. Prima di tutto, come sempre, la cronaca con un grave incendio che è avvenuto questa notte in un'abitazione a Mizzole, frazione sulle colline di Verona. Un uomo è rimasto ustionato e una ragazza intossicata nell'incendio. Sono stati trasportati dai sanitari del 118 all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato fino a notte inoltrata per mettere in sicurezza la palazzina interessata alle fiamme, come vediamo nelle immagini. Palazzina che ha 3 appartamenti. Da quanto si è appreso, l'incendio si sarebbe sviluppato da una pentola lasciata accesa sul fornello della cucina e l'uomo avrebbe riportato varie ustioni gravi nel tentativo di spegnerlo. I pompieri hanno circoscritto il rogo, ma le esalazioni del fumo hanno intossicato invece una ragazza che si trovava al piano superiore. Questo è accaduto la scorsa notte a Mizzole, una frazione sulle colline di Verona, una tragedia sfiorata. Dalla tragedia sfiorata di Verona alla tragedia di Vittorio Veneto, dunque la morte ormai certa di Andrei Boichenko, il ventenne di Mestre disperso nel lago morto a Vittorio Veneto. Siamo nella zona del Fadalto, ne ha parlato anche ieri sera il direttore Luigi Baccialli a Focus TG. Stanno continuando le ricerche del corpo. Sembrava che il corpo fosse stato individuato, siamo a una profondità di circa 56 metri, ci dice la nostra Heidi Kaliman che si trova sul posto e con la quale poi ci collegheremo, che non è ancora stato trovato in realtà il corpo. Non c'è però di fatto nessuna speranza che possa essere trovato vivo il ventenne che appunto si trovava con gli amici sul lago artificiale, che ricordiamo non è balneabile, e poi è scivolato dal materassino e non è più riemerso. E allora, in attesa più tardi di collegarci con Heidi Kaliman per gli aggiornamenti, intorno alle 14 dovrebbero arrivare anche i robot annunciati per cercare di individuare il corpo. Sentiamo proprio le parole raccolte dal nostro Christian Arboit ieri sera sul luogo della tragedia, del dramma, mentre appunto parlava con l'ispettore dei vigili del fuoco che faceva il punto della situazione in quelle ore. Le operazioni subacquee sono complesse, la battimetria del lago è assolutamente irregolare. Abbiamo cominciato a scandagliare il lago dai 10 metri di profondità e siamo arrivati fino ai 25, ma il lago va giù fino a più di 50 metri. È un lago non balneabile e in questo momento stanno arrivando altre squadre di sommozzatori, come vedete in diretta. Abbiamo richiesto il supporto di altre squadre proprio perché continuiamo anche di notte a lavorare e a fare delle immersioni. Richiederemo anche il supporto tecnologico di strumenti subacquei robotici. I colleghi di Treviso ci fanno supporto, i sommozzatori da Venezia mandano continuamente qui delle squadre. È arrivata la squadra che si occuperà delle ricerche subacquee notturne e in questo momento sono arrivati e procederemo al cambio sul luogo dell'intervento, a dare le notizie del caso e inizieremo tra circa 40-50 minuti un'altra immersione. Così ieri sera l'ispettore dei Vigili del Fuoco di Venezia raccontava le operazioni complicate, lo dicevamo, a colpire le parole degli amici che si trovavano con lui, in particolare di Judith, una ragazza che ha tentato di salvarlo. Le parole raccolte sempre ieri da Christian Arboit di questa ragazza evidentemente sotto shock. Qui c'è anche Judith. Judith, scusa il disturbo, so che tu eri con il giovane che appunto adesso si sta cercando, ti sei anche gettata in acqua per tentare di salvarlo. Sì. L'ho visto che era in difficoltà perché lui era caduto dal questo coso gonfiabile. Ci provava già da 10 minuti a salire così, era stanco, non era colpa sua. Poi l'ultima volta, cioè, ha provato un'ultima volta, il gommone è andato via perché l'ha spinto.
e lui è caduto e lì, vabbè, ho detto che ci ho provato almeno, non so. Poi, Questo a quanti metri dalla riva? non so precisi, ma erano tipo 15, 20 tipo. Io ero già a 10, capito? Ero già arrivata a 10 metri, ma poi quando ho visto che ha affogato lì non potevo più fare niente. Quindi tu ti sei gettata, ti sei buttata, hai tentato Sì, il tutto per... Sì, beh, quando ti viene così l'adrenalina, non so. Poi quando ho visto che era già andato sott'acqua sono tornata indietro perché anch'io non ce la facevo più, ho bevuto acqua. È tutto. Perché siete venuti qua, era un giorno, dovevate trascorrere una Sì, giornata? molto tranquillo, molto... non doveva succedere niente, eravamo lì tranquilli ad ascoltare musica, niente previsto. Poi lui era su questo gonfiabile, un materassino, quindi... Sì, per colpa della corrente un po' è andato verso il fondo, ma vabbè, lì non era preoccupante perché comunque sarebbe tornato così con le mani, ma poi quando è caduto... Ma lui sa nuotare? Sì, sapeva nuotare, ma era stanco, sapeva nuotare. Quando era caduto provava a salire di nuovo perché non so, si sentiva magari più sicuro, anche perché non voleva lasciare il gonfiabile. Tu da quando lo conosci? Questo... Quasi 7 anni, tipo. Non so ultimamente molto su di lui, ma prima veniva in chiesa con me, basta. Come si chiama? Andrei. E quindi con Andrei e altri 2 amici oggi dovevate trascorrere solo un pomeriggio di spensieratezza. Sì, doveva essere molto tranquillo. Noi non abbiamo anche bevuto niente, proprio era tranquillo lì con la musica e basta, capito? Quindi non avevate bevuto, tu dici niente. No, io niente, neanche loro niente. Lui non so se ha bevuto prima, ma non credo. Non ho visto. Grazie Judith, grazie. Queste le parole drammatiche raccolte da Christian Arboit, sempre Christian Arboit ieri sera, sempre in diretta a Focus con il direttore Luigi Baccialli, ha raccolto anche la testimonianza di un residente che si trovava sul posto durante la diretta e ha raccontato anche della pericolosità del lago con un precedente di alcuni animali. Sentiamo le sue parole. Abbiamo avuto diciamo, ci sono state delle pecore che praticamente sono andate a finire dentro il lago e non c'è stato niente da fare, sono praticamente aspirate dalle turbine, sono andate sulle grate, le abbiamo portate fuori da là. Ci sono delle falde acquifere sotto che continuano a uscire fuori, sono fredde. In più abbiamo le turbine che in continuazione buttano fuori acqua fredda e non rimane mai, non si scalda l'acqua qua. E per cui abbiamo sempre detto di stare attenti a bagnarsi prima di andare dentro, perché queste temperature alte ti viene subito voglia di buttarti, però con cautela. Queste acque sono insidiose. Così il residente, poi ad aiutare anche i vigili del fuoco, anche i turisti, appunto i residenti della zona. Un ragazzo bellunese, Dimitri Napol, ha raccontato insomma come ha cercato di dare una mano nel pomeriggio di ieri. Per ora abbiamo visto solo un puntino, quindi non sappiamo effettivamente se sia il corpo o meno, quindi non giungo a conclusioni affrettate. Eravate in passeggiata? Sì, siamo venuti qua in passeggiata per fermarci al chiosco e ci siamo accorti adesso, sì, prima quando siamo arrivati era pieno di gente qua e adesso vediamo un attimo, aspettiamo se effettivamente è il corpo. Migranti. Così dunque le testimonianze raccolte dal nostro Christian Arboit ieri. Sul posto invece oggi, questa mattina, c'è Edi Kaliman, fra poco la raggiungeremo per capire se ci sono novità. Altro fronte, quello dei migranti che ieri sono arrivati alla palestra della scuola media di Padova. Sono attesi invece nelle prossime ore un altro gruppo di migranti, 35 circa, a Selvazzano. Anche in questo caso ci collegheremo con Chiara Gaiani. Prima però vediamo allora l'arrivo ieri dei migranti a Padova. Sono scesi dal pullman alle 13.09 di venerdì in arrivo da Marghera, ma il viaggio è stato più lungo. I primi 28 migranti che saranno ospiti per 3 settimane circa alla scuola media Falconetto nel quartiere Forcellini a Padova.
Una struttura scelta perché è dotata di docce, ha spiegato il primo cittadino Sergio Giordani, che ha risposto all'appello lanciato dalla prefettura. In totale gli ospiti qui sono 32, a cui si aggiungono 4 minori non accompagnati che hanno già raggiunto strutture idonee e una famiglia. A seguirli gli operatori del Consorzio di Cooperative Veneto insieme alla Croce Rossa, che ha allestito la palestra per l'accoglienza e darà assistenza per la distribuzione dei pasti e sul fronte sanitario. Questo team è già pronto e si presenterà in queste sedi secondo una scaletta di giorni che è stata concordata con la prefettura. Dico subito che siccome molto verosimilmente questi sono migranti che provengono dall'hotspot di Lampedusa, che l'hotspot di Lampedusa è gestito da alcuni mesi e sarà gestito fino alla fine del 2025 dalla Croce Rossa Italiana, là ci sono 50 dipendenti e 70 volontari, fra cui ce ne sono sempre alcuni di Padova, in questo momento ce ne sono 2 di Padova, fra cui un'infermiera. Tutti i migranti che provengono da lì sono già stati sottoposti a una valutazione medica. Esclude l'arrivo di migranti con patologie aperte o affetti da malattie infettive il presidente della Croce Rossa, che racconta le condizioni con cui spesso arrivano sulle coste italiane queste persone. Arrivano ustionati per il viaggio nel mare, arrivano con segni di percosse, qualche volta arrivano gravide in fine di gravidanza, sono nati 3 bambini in una settimana. Ecco, quindi io ritengo che la parte sanitaria del nostro dispositivo sia sicuramente utile, sicuramente importante, ma mi sento di essere assolutamente, come medico, oltre che come presidente del comitato locale, rassicurante. Nelle prossime ore arrivi sono attesi anche alla palestra di Feriole, attrezzata per ospitare 35 persone. Ovviamente le reazioni, se la macchina dell'accoglienza ormai è pienamente operativa, resta molto caldo il fronte politico. A Palazzo Moroni Fratelli d'Italia chiede al sindaco Giordani di convocare un consiglio comunale. In provincia la Lega chiede un confronto sulle decisioni. A Giordani, presidente. L'attuale sistemazione nell'emergenza è condivisa anche dal gruppo di Fratelli d'Italia, però è ovvio che un'emergenza non può diventare abitudine. E quindi non solo vogliamo che alle parole seguano i fatti, e cioè che le rassicurazioni del sindaco sul fatto che le palestre e le scuole occupate vengano liberate prima dell'inizio dell'anno scolastico si trasformi in realtà, ma anche che venga a riferire in Consiglio per trovare o cercare di trovare maggioranza e minoranza delle soluzioni condivise. Bene la soluzione concordata con la prefettura e l'apertura in emergenza della scuola, ma i padovani non dimenticano la tendopoli e la Prandina, una ferita nel centro città. Per questo la richiesta al sindaco Giordani da parte di Fratelli d'Italia è chiara: si convochi un consiglio comunale. Sul fronte sanitario, sempre da Fratelli d'Italia, arriva la richiesta di una visita ispettiva alla Falconetto. Vorremmo anche che fosse fatta una visita ispettiva da parte dei consiglieri comunali e ovviamente anche dagli assessori che vi vorranno partecipare per verificare di persona le condizioni in cui vengono accolti questi richiedenti asilo. Nella doppia veste di presidente della provincia, Sergio Giordani ha fatto appello ai sindaci per l'accoglienza diffusa, appello respinto con fermezza dalla Lega attraverso il suo segretario provinciale Nicola Pettenuzzo, sindaco di San Giorgio in Bosco. Noi non abbiamo purtroppo strutture per ospitare queste persone, ma questo non è una cosa nuova, è una cosa risaputa. Sono situazioni e dati oggettivi che possono essere verificati in ogni momento anche dagli organi preposti. Non sono sicuramente le scuse di circostanza, non è la poca sensibilità. Una fuga in avanti, quella di Padova, che potrebbe incrinare gli equilibri in una provincia trazione centrodestra guidata dal centro-sinistra. Per questo dalla Lega arriva la richiesta di un confronto dopo Ferragosto. E chi ha scelto l'accoglienza diffusa è il comune di Bovolenta, pronto ad ospitare 6 persone. Il sindaco Anna Pittarello dice: le aziende mi chiedono lavoratori, stiamo per siglare un protocollo con la prefettura. Abbiamo deciso, io e la mia squadra, di accogliere delle persone
però dando una mano al nostro territorio. 3.500 abitanti, 23 km quadrati di estensione. Il comune di Bovolenta si prepara ad accogliere 6 migranti dopo il protocollo sottoscritto il 1° agosto in prefettura, che saranno ospitati in appartamenti di proprietà del comune che di alloggi ne possiede 31. In questa fase abbiamo dato la nostra disponibilità di 2 appartamenti che si sono liberati delle nostre case popolari, non avendo adesso emergenze abitative, e li abbiamo messi a disposizione della cooperativa, però appunto abbiamo chiesto di impegnarli, di non vederli girare per il territorio, ma di impegnarli in lavori di pubblica utilità e in aziende del territorio che stanno cercando da diverso tempo. Le aziende del territorio sono alla disperata ricerca di personale, spiega il sindaco Pittarello, che su un punto è stata chiara. Ecco, io sono stata chiara su questo anche con la prefettura, perché essendo un comune piccolo e avendo poche risorse non abbiamo le risorse economiche e finanziarie per gestire altro personale in difficoltà, perché anche col sociale in questo momento siamo molto impegnati. Quindi ci hanno assicurato che tutti i costi sono a carico del Ministero e che la cooperativa darà una mano loro per il corso di lingua. In attesa dell'arrivo, il sindaco Pittarello ha raccolto un'esperienza positiva. Già una ditta qui del nostro paese aveva chiamato, mi pare, 3 ragazzi che erano già nell'hub di Bagnoli, li ha formati e attualmente lavorano ancora in azienda. Di Chiara Gaiani il servizio, e con Chiara Gaiani ci colleghiamo adesso. C'è l'altro fronte di migranti in arrivo a Selvazzano Dentro. Buongiorno Chiara. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Siamo proprio davanti alla palestra della frazione di Feriola, Selvazzano Dentro, dove sono attesi, non si hanno ancora indicazioni di quando arriveranno 35 migranti. La palestra è stata allestita dalla Croce Rossa Italiana, che ha preparato 35 letti all'interno. Come potete vedere, qui è davvero tutto chiuso, c'è solo un tappeto sulla rete, per il resto ci sono i lucchetti. Dove ci troviamo? Feriola è una delle frazioni, il comune di Selvazzano Dentro, comune della cintura di Padova, è molto popoloso. In questo momento è retto da un commissario prefettizio. La nomina ufficiale con decreto del Presidente della Repubblica è arrivata nella giornata di ieri. Abbiamo sentito quello che è stato sindaco fino a un mese fa di Selvazzano, Giovanna Rossi, che in questo momento non è nel comune. Ci raccontava la grande preoccupazione dei cittadini di questa frazione, che continuano a chiamarla, soprattutto per il fatto che qui non c'è davvero quasi nulla, solo un bar, una tabaccheria e diverse agenzie immobiliari. Quindi si chiede come potranno essere ospitate e accolte queste persone all'interno di una struttura senza aria condizionata, in un posto dove tra l'altro davvero c'è poco. Non siamo contrari all'accoglienza, ci ha ribadito l'ex sindaco di Selvazzano, Giovanna Rossi, ma questo è davvero un modo che lascia perplessi noi e i nostri cittadini. Noi ovviamente continueremo a seguire questa cosa. Ringrazio Francesco Ratai che vi sta facendo vedere le immagini di questa palestra, dove, lo ricordo, sono attese 35 persone. Se non ci sono altre domande, da Selvazzano Dentro restituisco la linea allo studio. Chiara Gaiani, ovviamente se ci sono aggiornamenti richiedici la linea. Dicevamo 700 degli oltre 1000 migranti presenti nell'area sbarchi di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, sono in corso di imbarco sulla nave Dattilo della Capitaneria di Porto, che farà rotta verso Messina e Reggio Calabria. Entro il pomeriggio, visto che in serata arriveranno i 600 migranti che la polizia ha già scortato dall'hotspot di Lampedusa, l'area usata verranno al porto, dove verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy. L'area usata anche per le pre-identificazioni dei migranti verrà sgomberata. 200 dei 700 migranti che vengono adesso imbarcati sulla Dattilo, dicevamo prima, raggiungeranno il Veneto nelle prossime ore. Quindi ci sono altri 200 migranti in arrivo in Veneto nelle prossime ore, che sono imbarcati sulla nave Dattilo, che farà rotta da Porto Empedocle verso Messina e Reggio Calabria, e poi destinazione nord. 100 andranno in Toscana. Quindi è un arrivo continuo, e quindi andrà smistato ovviamente in tutte le zone del Veneto, non solo del Padovano ma anche nelle altre province. Torneremo più tardi a parlare di
migranti, perché c'è anche ovviamente la situazione nella Marca Trevigiana, ovviamente la preoccupazione non solo nella provincia di Padova, però torniamo a proposito di Marca Trevigiana a parlare del dramma di Vittorio Veneto e del 20enne Andrei Boichenko disperso nel lago Morto. Vediamo se ci sono aggiornamenti dalla nostra Edi Kaliman in diretta. Buongiorno Edi. Nicola, buongiorno ai telespettatori. Come potete vedere dalle mie spalle, ancora in corso le ricerche dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco del corpo di Andrei, scomparso tra le acque di questo lago, il lago Morto, come detto, nel comune di Vittorio Veneto. Siamo esattamente sotto il viadotto e ancora in corso appunto le ricerche, perché ancora non si trova il corpo. Arriveranno nel primo pomeriggio i robot per cercare di trovare appunto il corpo di Andrei. Noi abbiamo sentito, hai fatto sentire tu Nicola, le testimonianze della notte di ieri, ricerche che sono andate avanti fino più o meno alle 11 e mezza di ieri sera, riprese nella mattinata di oggi intorno alle 7 e mezza, 8, ci dicevano i Vigili del Fuoco, il tempo di arrivare da Vicenza. Soccorritori che arrivano direttamente appunto da Vicenza. Un lago insidioso, come molto spesso sono i laghi di montagna, soprattutto correnti fredde, vortici che spesso, se non si è in grado di tenere la forza del lago, possono portare al centro. Ci raccontavano i Vigili del Fuoco che Andrei con i suoi amici, come possiamo vedere, c'è Alberto Pivetta che mi aiuta con le immagini, c'è una passeggiata, una camminata in mezzo agli alberi che costeggia l'intero lago, e proprio dove vediamo in fondo altri Vigili del Fuoco al lavoro per cercare Andrei, il 20enne di Mestre, è in quella zona che con gli amici c'è una piccola penisola che sporge un po' di più. Erano andati a riposare, a stare un po' in tranquillità, come spesso accade in questo lago, utilizzato per cercare un po' di refrigerio, soprattutto nelle calde giornate come queste. Con gli amici Andrei si era sporto fino a più o meno 10 metri dalla riva, era a bordo di un materassino che da cui poi è caduto e non è più riuscito a risalire. Abbiamo sentito la testimonianza dell'amica Judith che ha tentato invano di salvarlo, troppo faticoso tentare di resistere a queste acque. Un lago che, ci raccontavano, può raggiungere i 50-60 metri di profondità, e per questo le ricerche sono ancora in corso e sono difficili. Noi, come possiamo vedere oggi, il lago è pieno di gente, ci dicevano i Vigili del Fuoco, sono più o meno 200-300 persone. È un lago che, ricordiamo, in cui vige il divieto di balneazione, proprio per le sue acque fredde e insidiose, come dicevamo, che però qualche temerario per trovare refrigerio si bagna i piedi, sta a riva, e abbiamo visto prima del nostro collegamento qualche avventato che si spingeva più a largo, subito ritornato a riva a forti bracciate. Nicola, per ora è tutto. Noi ovviamente siamo qui. Grazie Edi. Allora magari se riusciamo in un prossimo collegamento, prova a vedere se riesci ad avvicinare qualcuna delle persone che stanno facendo il bagno lì, magari, e gli chiedi un po' cosa ne pensano di quello che è successo. Grazie a Edi. Quindi continuano le ricerche. Dicevamo intorno alle 14 dovrebbero arrivare questi robot per individuare il corpo in profondità. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. A proposito di soccorsi, la montagna non va presa come un parco divertimenti, è il monito dei soccorritori del Soccorso Alpino Vicentino, che nei primi 6 mesi di questo anno hanno affrontato 80 soccorsi nel Soccorso Alpino. Prima però, scusatemi, prima di andare al Soccorso Alpino di Vicenza, vedo in collegamento la nostra Ilaria Marchiori, perché tornando sulla tragedia di Vittorio Veneto c'è un altro fronte ovviamente di attesa, non solo sulle sponde del lago Morto, ma anche a Mestre. La famiglia appunto di Andrei e di Mestre, la mamma, il fratello piccolo, è una comunità che attende di riavere il corpo del ragazzo. Ilaria.
Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. C'è tanta apprensione ovviamente, come hai anticipato tu, qui a Mestre, dove da qualche anno si è trasferita la famiglia di Andrei, perché prima vivevano a Favaro Veneto. Infatti Andrei ha frequentato lì proprio le scuole superiori, andava all'Istituto Volpi. Le speranze sono davvero appese a un filo. La mamma si è chiusa ovviamente nel più totale riservo. Non è dato sapere se oggi, ad esempio, sia a casa o se abbia deciso di partire alla volta di Vittorio Veneto per cercare di seguire le ricerche da vicino. Vivono appunto a Mestre, dove c'è Andrei e anche il fratellino, con la mamma a Liona. Andrei è stato definito da lei, ma anche da chi lo conosce, da tanti amici, un ragazzo sensibile, un giovane bello dentro e fuori, intelligente e riservato. Forse il fatto che sia riservato è proprio una caratteristica che emerge, perché più di qualcuno lo definisce così. Ovviamente non solo la comunità mestrina è in apprensione e sta seguendo passo dopo passo la vicenda, ma anche quella di Favaro, dove appunto loro hanno vissuto per parecchio tempo. E ovviamente non possiamo non ricordare che negli ultimi mesi la comunità di Favaro è stata davvero colpita da tantissime tragedie, e quindi ancora una volta si trova a dover affrontare l'ennesima. Anche noi stiamo seguendo le ricerche e passo dopo passo stiamo cercando di capire qual è la situazione, e anche di capire se la mamma di Andrei a Liona si trova ancora qui a Mestre, se sta aspettando qui o se appunto è partita la volta di Vittorio Veneto. Ieri tra l'altro le forze dell'ordine non riuscivano a rintracciarla, forse stava lavorando, poi la telefonata è arrivata poco dopo le 18, quella telefonata che un genitore non vorrebbe mai ricevere. Questo per ora è tutto da Mestre. Se avrò altre notizie o riusciremo ad avere qualche testimonianza, richiederemo sicuramente la linea. Grazie a Ilaria Marchiori. Dunque il dolore della comunità a Mestre, lo ricordo, si sta cercando il corpo di questo ventenne disperso nel lago. Allora, lo dicevo prima di collegarci con Ilaria Marchiori, le tragedie, purtroppo tanti drammi avvengono anche in montagna, spesso per l'imperizia, la poca preparazione di chi affronta la montagna. La nostra Luisa Bertini è in collegamento con il delegato del Soccorso Alpino delle Prealpi Venete per un bilancio dei primi 6 mesi di attività. Luisa, a te, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Luca Nardi, delegato del Soccorso Alpino per le Prealpi Venete. Perché soprattutto in periodo estivo tanti sono gli escursionisti, anche un po' sprovveduti. Voi quest'anno da gennaio ai primi 6 mesi dell'anno quanti interventi avete fatto, soprattutto qui a Vicenza, nel Vicentino? Quest'anno, nel 2023, abbiamo superato gli 80 interventi, siamo a 83 interventi attualmente, dal 1° gennaio fino a metà luglio praticamente. Ecco, in linea con gli altri anni, ma di che tipo di interventi parliamo? Cosa riguardano? Siamo abbastanza in linea esattamente col numero di interventi come gli altri anni. Parliamo di interventi soprattutto per recuperare escursionisti. Pochi sono gli interventi tecnici impegnativi, qualcuno anche di livello sanitario, ma molti sono per perdita di orientamento, sfinimento, stanchezza. Poca preparazione. Ci sono molti interventi quest'anno che vertono su queste tipologie, appunto. Poi dopo daremo anche i consigli, però intanto parliamo di quali sono i nodi critici qui nel Vicentino, proprio le aree che richiedono più interventi. L'area che richiede la maggioranza degli interventi è sempre la strada delle gallerie, che è molto frequentata. E quest'anno abbiamo avuto parecchi interventi nella zona del Valle Oscuro, nella zona delle montagne piccole Dolomiti di Recoaro, e anche nella zona di Arsiero, Valdastico, dove c'è la ferrata delle Anguane. Anche là ci sono stati gli interventi, questi qua, per persone anche lì in difficoltà in parete questa volta. Lei prima diceva
non bisogna trattare la montagna come se fosse un parco giochi, perché quali sono i consigli da dare? Sì, la montagna è diventata un posto molto frequentato ultimamente e dove le persone pensano di trovare un'avventura facilmente fattibile, insomma. Purtroppo non è così, noi vediamo spesso gente poco preparata e con abbigliamento e tecnica proprio di allenamento, tecnica di andare in montagna totalmente assente. Invece in montagna sappiamo che repentini cambiamenti di tempo, il sole che picchia, allora ci trova gente disidratata, senza acqua, gente che fa ore di cammino senza portarsi qualcosa da mangiare, senza ascoltarsi, senza fare le giuste pause. C'è molta, non vorrei dire faciloneria, però la gente la prende veramente con troppa facilità a volte. Abbiamo visto anche tante ciabattine in montagna. Ci sono anche queste, sì, purtroppo ci sono anche queste persone con sandali, qualche volta ci sono state le ciabattine che hanno su sentieri montani. Adesso devo dire la verità, molti meno, perché anche grazie a voi che ci aiutate a fare informazione, cerchiamo di fare prevenzione sempre più in questo ambito, appunto. Ecco, io ringrazio Luca Nardi e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini, grazie al tuo ospite. È sempre importante rivolgere questo monito a tutti, speriamo che venga ascoltato. Resteremo in montagna, ma per parlare di predazioni di lupi in altopiano subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta con Focus TG, lo dicevamo prima della pubblicità, un altopiano senza pace sul fronte delle predazioni dei lupi. Non c'è pace in altopiano. Dopo i danni causati dai cinghiali ai prati e ai pascoli del comprensorio dei 7 comuni, tornano in azione i lupi e riparte il drammatico conto delle predazioni danni di malghe e allevamenti. Nelle scorse ore è stata sbranata una manzetta di razza rendena di soli 8 mesi nella zona di Montecorno, sopra Conco. Ai malgari non è rimasto che constatare l'aggressione che fortunatamente ha riguardato un solo capo. Sorprende però la modalità, dato che in questi giorni l'area è piena di turisti, compresi moltissimi camperisti che affollano piazzole e prati a 2 passi dalle malghe. Un branco è però attivo in zona dall'inizio dell'estate con un numero altissimo di predazioni nella fascia compresa fra il Montecorno e Cimafonte. Dall'altra parte dell'altopiano, a Foggia, è stato invece predato un montone di una pregiata razza che è considerata in via di estinzione. L'animale era all'aperto in Val Capra, dove da qualche tempo invece non si verificavano attacchi agli animali da parte dei selvatici. 2 episodi che confermano ancora una volta il trend di questa estate, che ha visto i lupi protagonisti di aggressioni a bovini, compreso un vitello nato da poche ore, ovini, capre e perfino cavalli. E l'altopiano non sa più a che santo votarsi. Anche perché non è l'unica piaga, quella dei lupi sull'altopiano, guardate. Ristori immediati per i pascoli e i prati distrutti dai cinghiali e un piano di contenimento della specie. Questo chiede Coldiretti dopo la pioggia di segnalazioni di danni causati dai cinghiali nell'altopiano dei 7 comuni, dove oltre ai lupi e al bostrico il settore primario deve fare i conti con una vera e propria piaga. Persiste in montagna, persiste in colline e anche in pianura. In pianura distruggono i campi di mais, invece in montagna rovinano i prati e pascoli delle nostre malghe e questo causa un grave danno a tutto l'ecosistema, perché poi i prati vengono sovesciati, vengono proprio rovinati. Con i prati in queste condizioni ci rimettono gli agricoltori e gli allevatori, ma anche gli altri animali selvatici che si ritrovano in competizione con una specie difficilmente contrastabile e molto prolifica. Senz'altro dovrebbero arrivare in tempi brevi ristori e risarcimenti, perché comunque è una perdita economica quella che subisce l'allevatore, e poi ovviamente bisogna trovare anche una soluzione per contenere il numero di questi animali che, ricordo, partoriscono 2-3 volte, anche 4 volte l'anno, fanno cucciolate da 15 cuccioli e quindi sono numeri che farebbe fatica a calcolare anche Fibonacci con le sue serie.
Se il lupo è protetto, lo stesso non si può dire del cinghiale, e chi si occupa di agricoltura inizia a pensare a una filiera per trasformare il problema in una fonte di reddito ulteriore per la montagna veneta. Possiamo prendere anche ad esempio quello che è successo recentemente col granchio blu. Sappiamo che è una specie infestante, si sta cercando di costruirci una filiera attorno che diventi anche un qualcosa di economicamente positivo. Magari qualcosa si può ragionare anche con il cinghiale. Cercare da un problema di ricavarne un'opportunità, insomma, poi non sono un tecnico e non sono un cuoco, però penso che sia un ragionamento che si potrebbe portare avanti. Insomma, l'ipotesi della Coldiretti, insomma, di attuare lo stesso piano con il granchio blu, quindi sconfiggerlo a tavola, diciamo, il nemico. Torniamo con la cronaca a Padova per parlare dell'omicidio a Forcellini. Restano in carcere i due fratelli albanesi accusati del delitto. Il Tribunale del Riesame ha rigettato l'istanza della difesa. Istanza rigettata, questa è la decisione del Tribunale del Riesame di Venezia a cui si sono rivolti Ilmi e Clinton Rakipai, i fratelli albanesi accusati dell'omicidio di Albert Deda e dell'aggressione a due connazionali. I fatti risalgono a domenica 23 luglio. È pomeriggio in questo appartamento di Via Dorighello nel quartiere Forcellini a Padova. In casa dei fratelli entra la vittima con altri due connazionali, sembra per chiedere alloggio per uno di loro. Da lì scatta la violenta rissa, spuntano i coltelli. Finisce con Albert Deda ferito a morte, feriti anche i due connazionali che erano con lui e con i due fratelli che tentano di uscire dall'Italia ma vengono fermati a una ventina di chilometri dal confine con la Slovenia, bloccati da una pattuglia della polizia stradale. Respinte dal giudice le istanze di legittima difesa presentate dal legale dei due fratelli in carcere a Vicenza e Rovigo. E poi c'è il fronte terribile dei femminicidi. Il governo, come sappiamo, vuole attuare un piano, una stretta proprio su questo fronte. Intanto si è rischiato un altro femminicidio in Trentino, peraltro zona già colpita da 3 tragedie in poche settimane. In questo caso una tragedia sfiorata con un 36enne di Conegliano arrestato per aver accoltellato la compagna durante una lite. Erano in vacanza ad Arco di Trento. Prima le grida che si fanno sempre più alte, poi l'urlo e quella lama conficcata nel fianco. In pochi istanti la violenza che squarcia una giornata di vacanza, una violenza che vede ancora una volta una donna come bersaglio. È un ferragosto di sangue quello consumatosi in un appartamento di Arco, località di villeggiatura in Trentino. In carcere ora c'è un 36enne di Conegliano. In ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita, la compagna coetanea. Ricoverata in ospedale a Rovereto, operata nelle scorse ore. Se la caverà. Salvatasi per essere riuscita a chiedere aiuto allertando i carabinieri nella serata di martedì. Erano arrivati da qualche giorno nell'appartamento preso in affitto per la vacanza. Probabilmente tensioni già in atto. Tutto questo è al vaglio degli investigatori della Procura di Rovereto, che sta cercando di approfondire la dinamica dell'aggressione e i motivi della lite. Sta di fatto che il diverbio quel giorno degenera e il 36enne arriva a impugnare un coltello, ferendo la donna al fianco. Momenti terribili nei quali, pur sanguinante, la compagna riesce a scappare e chiedere aiuto, facendo allertare i militari dell'Arma della stazione di Arco, che arrivano poco dopo bloccando l'uomo, mentre nella zona restano tutti sotto shock per la violenza. In una regione, il Trentino Alto Adige, già sconvolta dai femminicidi di Mara Fait, uccisa il 28 luglio a Noriglio, con un colpo di accetta in testa dal vicino di casa albanese, di Iris Setti, massacrata a pugni e sassate da un senza tetto nigeriano in un parco di Rovereto il 5 agosto, e di Selin Frey Mazzol, trucidata e accoltellata dall'ex fidanzato turco sabato notte a Silandro. Una lunghissima scia di sangue che almeno stavolta nella tranquilla località di Arco non ha visto l'esito peggiore. Torniamo nel Padovano e torniamo a parlare dei multati dell'autovelox cosiddetto killer di Cadoneghe. La prossima settimana potrebbe essere decisiva con l'incontro con il sindaco Marco Schiesaro. Il 21 è una data che il sindaco ci ha dato come termine per poter darci delle informazioni. Attendono le migliaia di multati di Cadoneghe che sperano di vedere annullate le sanzioni scattate dai 2 autovelox posizionati dalla fine di giugno lungo la strada 307 del Santo. Dopo il sit-in di 150 persone davanti alla prefettura di Padova, i cittadini aspettano. Persone rimaste senza punti sulla patente, anche un medico che rischia di non poter continuare ad assistere i suoi pazienti
pazienti. Dopo l'esposto alla Procura della Repubblica, anche le minoranze in Consiglio Comunale a Cadoneghe si sono rivolte al prefetto perché sia verificata la procedura che ha preceduto il posizionamento dei 2 apparecchi. Nel frattempo i multati non mollano. Se serve andiamo più in alto, no? Andiamo anche più in alto. Ministero delle Infrastrutture che abbiamo interpellato, ma ad oggi non ha ancora risposto nessuno. Abbiamo mandato delle mail, delle PEC al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad oggi nessuno ci ha ancora risposto. Ma noi confidiamo perché guardi, abbiamo anche un quadrifoglio e questo porterà fortuna, quindi speriamo del 20 di avere qualche notizia. I multati di Cadoneghe sono automobilisti appunto colpiti da questo autovelox, e poi ci sono tutti gli altri automobilisti del Veneto insieme a quelli italiani, per carità, colpiti dal caro benzina, dal caro carburante, davvero prezzi folli. Abbiamo raccontato ieri del blitz della Guardia di Finanza con 12 multati nel Vicentino. La Guardia di Finanza sta controllando un po' in tutte le province. Ovviamente ci si chiede quanto il caro benzina possa riflettersi anche sul turismo. Lo chiediamo anche al nostro Alex Giuliano, che vedo in diretta dal Ponte Vecchio di Bassano. Buongiorno Alex. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete siamo a Bassano del Grappa in una splendida giornata contraddistinta dal bel tempo e da tantissimi turisti che hanno letteralmente preso d'assalto la città. E proprio ai turisti noi questa mattina abbiamo chiesto quanto il rincaro dei costi di carburante abbia inciso o stia incidendo sulle loro vacanze. Ebbene, il parere comune è che quest'anno si vada a spendere addirittura un 30-40% in più rispetto all'anno scorso. C'è chi ha deciso di accorciare la durata delle proprie vacanze e chi invece si è limitato a stringere un po' la cinghia, ma senza troppe rinunce, perché le vacanze comunque sono sacre, ma ce lo diranno tra poco proprio le persone che abbiamo intervistato. Io saluto lo studio e vi lascio proprio alla voce dei turisti intercettati a Bassano. Spostarsi in quest'estate con il caro benzina costa di più? Sì, anche se io ho il GPL, quindi poi c'è buona a far pari, diciamo. Spostarsi quest'estate col caro benzina, quanto incide? Costa tanto di più? Parecchio, anche perché faccio il benzinaio, io sono gestore di una pompa di benzina, quindi quando è Ferragosto, Pasqua e Natale state tranquilli che vi facciamo del male, ma non io, per carità. Sì, comunque è costato, ha inciso molto. Quanto incide un pochino anche sulle vacanze? Abbastanza, direi, abbastanza tanto. Quanto è andato a spendere di più grosso modo rispetto magari agli anni passati? Penso, non dico un 30-40% in più, ma probabilmente sì. Incide parecchio perché insomma stiamo spendendo almeno il 30-40% in più, cioè uno quando va a fare pieno di benzina se ne accorge o no? Quindi magari si fa qualche giorno in meno di vacanza per contenere i costi? Qualcuno proprio non le fa le vacanze, cioè noi ad esempio siamo stati in città, facciamo qualche giro giornaliero, però non so se andremo in vacanza. Credo che inciderà molto purtroppo e mi sembra una costante un po' di questi ultimi anni che d'estate aumenta la benzina con le vacanze. Credo che per chi deve viaggiare sia un bel salasso. La soluzione qual è? Fare qualche giorno in meno di vacanza per contenere un po' i costi? Ma se tu hai programmato una vacanza credo che la devi fare. Stringi un po' la cinghia, cerchi un po' di risparmiare su altre cose, ma rinunciare alle vacanze no. Rincaro dei costi di benzina, carburante, insomma quanto questo sta incidendo sulle vacanze? Beh, noi non siamo ancora in vacanza. Quanto inciderà allora? Inciderà molto perché andiamo in Belgio, quindi molti chilometri, e quindi sicuramente inciderà. La soluzione qual è? Fare vacanze un po' più corte o risparmiare un pochino durante proprio il soggiorno? Beh, si risparmia durante il soggiorno assolutamente, quindi magari panini invece che ristoranti, mezze pensioni, alberghini un po' meno costosi, ecco, probabilmente quello sì, sicuramente.
Caro benzina che si ripercuote anche per chi non solo gira le città d'arte e si muove per le vacanze, per il turismo, ma anche per chi lavora d'estate, come nel suo caso, come nel caso degli ambulanti che con i furgoni appunto caricano, scaricano la merce. Quanto incide il rincaro dei costi di carburante sulla vostra attività? Incide sulla nostra attività, purtroppo. Io con 100 euro che faccio alla settimana, prima facevo 65 litri, adesso ne faccio 55 litri. 10 litri sono circa 50-60 km a settimana in meno. E insomma, i conti che si fanno in tasca lo fanno anche gli automobilisti della marca trevigiana e nel frattempo il Codacons ha presentato un esposto in diverse procure del Veneto accusando il Ministero ma anche i gestori di appropriazione indebita. I gestori però non ci stanno. La gente che va a lavorare diciamo che si trova un po' spiazzata certe volte. Quando si riesce meglio a spostarsi con comunque mezzi pubblici o comunque in bicicletta o a piedi. Sono rassegnato. L'umore davanti alle pompe di benzina resta nero e dopo 2 settimane di rincari costanti non potrebbe essere altrimenti. Evoluzioni sulle quali vigila la Guardia di Finanza con le stesse fiamme gialle trevigiane che hanno intensificato i controlli sul fronte della trasparenza dei prezzi, anche se i bilanci ufficiali con le eventuali irregolarità riscontrate si faranno a fine mese. A infiammare il clima già rovente il Codacons che in tutte le procure venete ha presentato una denuncia contro il Ministero dell'Economia per appropriazione indebita e speculazione d'aggiotaggio, con diffida a congelare gli oltre 2 miliardi di euro di accise incamerati nell'ultima settimana. Una vergogna che lo Stato faccia cassa coi rincari, attaccano i consumatori, nel mirino anche quei grossisti e distributori che stanno speculando, ma gli addetti del settore non ci stanno. Ci sentiamo ancora bersagli perché non capiamo perché continuano a controllare solo i gestori mentre dovrebbero controllare anche molte altre cose. Però possiamo dire che da quel che mi risulta i controlli alla fine, tutte queste irregolarità sono irregolarità che non toccano minimamente né la concorrenza né i prezzi né altro. Su 100 euro di acquisto di carburante fatto da noi in Italia, il gestore normalmente ha un guadagno lordo, mi raccomando lordo, di 2 euro. Anzi, dai dati di Artigianato Trevigiano emerge come nella marca il gasolio costi mediamente 5 millesimi di euro in meno rispetto alla media nazionale, 9 per la benzina. Il problema semmai è un altro ed è sempre lo stesso. I prezzi sono alti, sappiamo tutti che è per merito delle accise, merito per modo di dire. Se noi guardiamo i dati europei, l'Italia è da anni che noi il prezzo al netto delle tasse è inferiore a Germania, Austria, Francia. Oggi come oggi il prezzo in Italia al netto delle tasse è 5 centesimi meno di quello in Germania. Quindi non è che siamo evasori, speculatori o altro, semplicemente applichiamo la legge del mercato. Mercato o no, i consumatori escogitano vie alternative più o meno percorribili. L'unica cosa secondo me è comprare una macchina GPL e andare a gas. Non a metano perché hanno aumentato anche il metano, quindi andare a gas. Oppure andare a vivere a Livigno, dove costa metà. Anche qui si fanno ovviamente tutti i calcoli. Pochi istanti di pubblicità ancora, poi torneremo a Bassano, il caso Genius Center. Di nuovo in diretta all'ultima parte di Focus TG, torniamo a parlare del caso Genius Center, ne abbiamo raccontato ieri. Dopo la bocciatura di Roma le minoranze si riuniscono in conferenza stampa per stroncare il progetto Pavan. Progetto Genius Center, altro che posare la prima pietra entro fine anno, come dichiarato a suo tempo dall'amministrazione. Qui sembra proprio che bisognerà invece metterci una pietra sopra e tornare a chiamare il progetto con il suo nome, Santa Chiara. E già, perché le 32 pagine del DIPE, ovvero del documento redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, considerano complesso e atipico il progetto della sindaca Pavan. Un progetto che, nonostante la bocciatura arrivata da Roma, potrebbe comunque essere presentato in Consiglio Comunale, ma
Non è la minoranza che è contro un progetto che vuole indebitare la città, lo dice addirittura la Presidenza del Consiglio dei Ministri che il piano economico-finanziario non è sostenibile. Quindi noi diremo assolutamente no, fermatevi, state prendendo una strada pericolosa, una strada che indebita la città per cosa? Per una idea che non è nemmeno vostra, non è nemmeno di questa amministrazione, la sono andati a prendere a prestito da dei privati. Abbiamo sentito che si vogliono pagare consulenze per trovare il modo di rispondere al DIPE, ma fermatevi, basta, questa è una strada senza via d'uscita. Vediamo allora che cosa dice il DIPE, quali sono le criticità mosse nei confronti di questo progetto troppo frettolosamente presentato come fattibile. Intanto partiamo da un presupposto. L'amministrazione, se otterrà l'ok degli uffici tecnici, cosa oggettivamente molto difficile perché gli ostacoli sono proibitivi, può a suo rischio e pericolo andare avanti con l'iter, ma come si legge nel DIPE, la responsabilità resterà sempre in capo all'amministrazione. A differenza dei tentativi di ridimensionare la spesa, nel documento viene certificato che il progetto costerà 25 milioni e che l'amministrazione dovrà indicare da subito dove attingere le risorse. Come? Aumentando le tasse o diminuendo i servizi. Le criticità sono presenti praticamente a ogni pagina del documento stilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il piano economico non va bene, i margini per le aziende private devono essere ridimensionati, manca il calcolo dei diritti di superficie e si potrebbe andare avanti con le sottolineature da matita rossa. Dunque alla fine il quadro che emerge è che ci sono evidenti criticità contrattuali e che da Roma sottolineano come le premesse di questo progetto siano carenti e atipiche. Forse parlare di bocciature è sbagliato, qui siamo di fronte a una stroncatura che lascia per strada l'idea evidentemente poco genius e riporta la città a un atto di fede verso Santa Chiara. E poi c'è l'altro caso di Bassano, il caso Baxi Pengo. La comunicazione di Baxi dopo il Consiglio Comunale sul protocollo San Lazzaro ha scosso la politica cittadina. La comunicazione di Baxi dopo il Consiglio Comunale del 27 luglio scorso ha creato una sorta di terremoto politico a Bassano, dove il fronte del sì al protocollo che vedeva la multinazionale a braccetto con Pengo si è trovato a vacillare di fronte al cambio di prospettiva occupazionale espresso dall'azienda. Lo conferma anche il sindaco Elena Pavan, ospite a Focus del direttore Luigi Baccialli. Ha scompigliato un po' le carte una comunicazione da parte di Baxi dopo questo pareggio in Consiglio Comunale, nella quale sembrava che Baxi dicesse abbiamo scherzato fin qui, nel senso che tutta questa grande mobilitazione e questa operazione complessiva serviva a consentire a Baxi di mantenere 700 posti di lavoro e almeno un doppio di indotto nel territorio a causa della necessità di cambiare la propria attività e linea produttiva. La lettera di Baxi ha colpito evidentemente l'amministrazione Pavan, che con l'atto di indirizzo politico si era molto esposta su questo percorso. La cosa che ha veramente bloccato un po' tutti e allibito un po' tutti è che dopo questo risultato Baxi, che prima aveva scritto nero su bianco che occorreva dare esecuzione a questo progetto complessivo, ha scritto che in realtà l'azienda è seria, l'azienda è virtuosa e troverà comunque il modo di cercare di mantenere i posti di lavoro, con questo di fatto depotenziando la richiesta, l'istanza che aveva fatto. Ecco cosa accadrà ora. Subito un incontro, poi si vedrà. Come prima cosa io ho già appuntamento con l'amministratore delegato di Baxi per il 25 di agosto per capire bene se effettivamente per preservare i posti di lavoro e l'esistenza di questa eccellenza sul nostro territorio debba passare comunque per forza per questa operazione complessiva e complessa, perché altrimenti se non c'è l'urgenza dei posti di lavoro, chiaro che cambiano i presupposti. A questo punto la città resta con il fiato sospeso per capire cosa accadrà. Ci sarà un nuovo protocollo o è tutto finito? Il pacchetto Baxi tornerà in Consiglio da solo o accompagnato da quello di Pengo? Domande come sempre, tante domande, ma è arrivato il tempo delle risposte.
Allora chiudiamo parlando di Riese Pio X, perché domani è l'anniversario della morte di Papa Sarto e lunedì ci sarà una messa solenne a Riese seguita da una processione. Insomma, stanno entrando nel vivo le celebrazioni per il ritorno poi delle spoglie mortali di Papa Sarto nella sua terra, la peregrinazio di ottobre. Prima di partire per Roma, dove sarebbe salito al soglio pontificio, il cardinale Giuseppe Sarto aveva promesso alla sua terra: o vivo o morto, tornerò. E quella promessa, fatta al Veneto, a Venezia e alla sua Riese, sta per essere mantenuta. Dal 6 al 15 di ottobre sarà celebrata la Peregrinatio Corporis, che porterà appunto le spoglie mortali di Papa Pio X nel luogo che gli ha dato i natali e che oggi porta il suo nome. Domenica intanto si ricorderà l'anniversario della morte di Papa Sarto, avvenuta 109 anni fa. E il giorno dopo, a Riese, ci sarà una solenne processione che si innesta nelle celebrazioni fra ristrutturazioni di casa natale e museo, piste ciclabili e un tour virtuale. La macchina organizzativa è pronta e ha il motore ben caldo e fioccano già le prenotazioni, tanto che i promotori delle iniziative si aspettano la presenza di centinaia di migliaia di pellegrini. Un evento che porterà un sicuro indotto anche nelle zone limitrofe da Bassano a Cittadella, da Castelfranco a Possagno. La peregrinazio di ottobre sarà comunque preceduta da un programma di eventi religiosi e culturali che saranno pianificati dalla Fondazione Giuseppe Sarto con la Diocesi di Treviso, il Comune di Riese Pio X e altri enti. In chiusura solo un aggiornamento di cronaca dal Bellunese, lo vediamo dal Gazzettino.it. Il maltempo colpisce nel Bellunese ancora, grandine e vento devastano le colture, ve lo racconteremo nelle prossime edizioni. Siamo in Val Belluna, il maltempo che continua soprattutto nelle zone montane a creare numerosi problemi. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci.